pace a tutti, buonasera. Buonasera, pace a tutti. Alleluia, alziamoci in piedi per adorare il nome del Signore. Ma prima di iniziare questa canzone, che è una canzone nuova, voglio insieme a voi. Alleluia, chi è pronto a cantare con me? Noi contempliamo il Re, contempliamo il tuo volto, vogliamo più della tua gloria, riempi questa casa. Cantiamo insieme. Noi contempliamo il Re, contempliamo il tuo volto, vogliamo più della tua gloria, riempi questa casa. Ancora una volta. Noi contempliamo il Re, contempliamo, vogliamo riempi questa casa. Un'ultima volta. Noi contempliamo, vogliamo riempi questa casa. Alleluia. Riempi questa casa, Signore. La tua presenza è la più importante oggi qui. E tutti noi coi nostri volti scoperti, riflettendo come in uno specchio la gloria del Padre. Siamo trasformati, siamo trasformati, siamo trasformati di gloria in gloria. E tutti noi coi nostri volti scoperti, riflettendo come in uno specchio la gloria del Padre. Siamo trasformati, siamo trasformati, siamo trasformati, siamo trasformati di gloria in gloria.
Adesso noi declareremo nella via Coda 92. Versa il tuo spirito e brucia in noi. Noi declareremo questo insieme. Nella via Coda 92 versa il tuo spirito, brucia in noi. Nella via Coda 92 versa il tuo spirito, brucia in noi. Nella via Coda 92 versa il tuo spirito, brucia in noi. Nella via Coda 92 versa il tuo spirito, brucia in noi. Nella via Coda 92 versa il tuo spirito. Noi contempliamo il Re, contempliamo il tuo volto, vogliamo più della tua gloria in questa casa. Noi contempliamo il Re, contempliamo il tuo volto, vogliamo più della tua gloria, riempi questa casa. Ancora. Noi contempliamo, vogliamo più della, riempi questa casa. Nella via Coda. Nella via Coda 92 versa il tuo spirito, brucia in noi. Nella via Coda 92 versa il tuo spirito, brucia in noi. Nella via Coda 92 versa il tuo spirito, brucia in noi. Nella via Coda 92 versa il tuo spirito, brucia Sentiamo in le voci. noi. Nella via Coda versa tu e brucia. Nella via Coda Versa tu e spirito. nella via Coda Versa tu spirito. noi Contempliamo il Re, contempliamo il tuo volto, vogliamo più della tua gloria, riempi questa casa, Signore. Ancora. Noi contempliamo il Re, oh, Contempliamo il tuo volto, vogliamo più della tua gloria, riempi questa casa, riempi questa casa. Alleluia, alleluia, riempi questa casa, Signore. Alleluia. Amen. Signore, noi vogliamo ringraziarti
Ti ringraziamo per la settimana che è passata, ti ringraziamo per un altro giorno di vita, per un'altra opportunità che ci dai di essere qui nella tua casa, insieme alla nostra famiglia, insieme ai nostri amici, ai nostri fratelli in Cristo. Noi vogliamo consegnarti tutto ciò che avverrà, ogni lode, ogni adorazione, ogni preghiera, ogni intercessione, la parola, Signore, che possa essere tutto secondo la tua volontà, che possa essere tutto guidato dal tuo Spirito Santo che si muove in mezzo a noi, Padre. Che tu possa ricevere, Signore, la nostra più sincera e più profonda adorazione. In nome di Gesù il nostro cuore è tuo, la nostra voce è tua, tutto appartiene a te e noi vogliamo ringraziarti con tutto ciò che siamo, tutto ciò che abbiamo, perché tu sei degno, Padre. Nel nome di Gesù, amen. Cariamo insieme, so che mi chiami per camminare. So che mi chiami per camminare nella certezza di ciò che non vedo, realtà invisibile che mi fa andare oltre ciò che è tangibile. Dichiara: non ma e allora fisso lo sguardo e consumato. Fissiamo lo sguardo in te, Gesù. So che mi chiami per camminare nella certezza di ciò che non vedo, realtà invisibile che mi fa andare oltre ciò che è tangibile. Non per ciò che vedo, ma per ciò che vedo. Fisso lo sguardo sull'autor e consumato della mia fede, non per ciò che vedo, ma per ciò che credo io. Fisso lo sguardo sull'autor e consumato della mia fede. Fissa l'eternità in me, Gesù. Tutto è momentaneo qui. Dichiara questo: la mia ricompensa sei tu. Fissa l'eternità in me, Gesù. Tutto è momentaneo qui. La ricompensa sei tu. Fissa l'eternità in me, Gesù. Tutto è momentaneo qui. La ricompensa sei tu. La mia ricompensa sei tu. Non per ciò che vedo, ma fisso. Non per ciò che vedo, ma per ciò che credo io. Fisso lo sguardo sull'autor e consumato della mia fede. Fisso lo sguardo sull'autor. Fisso lo sguardo sull'autor. Fisso lo sguardo sull'autor e consumato. Ancora una volta dichiariamo insieme: fissa l'eternità. Fissa l'eternità in me, Gesù. Dichiara la ricompensa. La mia ricompensa. Fissa l'eternità in me, Gesù.
tutto passerà, la ricompensa sei tu. Fissa l'eternità in me, Gesù, tutto è momento. Dichiara la ricompensa sei tu. Fissa l'eternità in me, Gesù, tutto è momentaneo qui, la ricompensa sei tu, la mia ricompensa sei tu. Non per ciò che vedo, ma fisso lo sguardo sull'auto e consumato della mia fede, non per ciò che vedo, ma fisso lo sguardo sull'auto e consumato della mia, fisso lo sguardo sull'auto, fisso lo sguardo sull'auto, fisso lo sguardo sull'auto e consumato della mia fede. Alleluia. Alleluia. I nostri sguardi sono su di te, Gesù. I nostri sguardi sono tutti su di te, Gesù, perché in te c'è potenza, c'è guarigione, c'è trasformazione. Noi chiamiamo il tuo nome, Gesù, per ogni situazione che noi viviamo. Noi chiamiamo Gesù, Signore, per le vie delle strade di Verona, Gesù, e dichiariamo, Signore, la potenza del tuo nome, il nome che può trasformare, il nome che può guarire, il nome che è al di sopra di ogni nome, è il nome che noi chiamiamo nel momento in cui noi non sappiamo in che direzione andare. Gesù è colui che ci può salvare nei momenti più difficili. E oggi, Signore, noi vogliamo fissare il nostro sguardo in te, Gesù, a te, e chiamare il tuo nome, Gesù, chiamare il tuo nome, Signore, per ogni situazione che ci sta distraendo, per ogni cosa che, Signore, che ci sta allontanando dalla tua presenza, per ogni cosa, Signore, che ci sta facendo perdere la forza e la comunione con te, Gesù. Spirito Santo, noi in questo momento noi preghiamo, Signore, noi preghiamo il tuo nome, Gesù, e noi dichiariamo il tuo nome, Signore, su ogni cosa, su ogni pensiero negativo, su ogni situazione negativa, su ogni situazione distruttiva, Gesù, che il nemico ha cercato di mettere nella nostra vita. Noi dichiariamo il tuo nome, Gesù, noi dichiariamo il tuo nome, Gesù, noi dichiariamo il tuo nome, Gesù, noi dichiariamo il tuo nome, Gesù. Voglio dichiarare il nome Gesù sopra ogni cuore e anima, su ogni anima caduta in depressione, solo Gesù. Voglio dichiarare il nome, voglio dichiarare in ogni dipendenza, ci porterà speranza, ci porterà solo Gesù, in te potenza, in te c'è vita. Non più splendere un fuoco, alleluia. Voglio dichiarare il nome Gesù sopra
sopra la paura e ansietà. Su ogni anima caduta in depressione, solo in te potenza, in te c'è vita in te, non più fortezze, splendi nel buio, un fuoco sei, in te potenza, in te potenza e guarigione, c'è vita in te, non più fortezze, splendi nel buio, un fuoco sei. Gesù sulle vette, Gesù nelle strade, Gesù sui nemici, dentro l'oscurità, sulla mia famiglia, dichiaro il santo nome di Gesù. Gesù sulle vette, Gesù nelle strade, Gesù sui nemici, dentro l'oscurità, sulla mia famiglia, dichiaro il santo nome Gesù. Gesù sulle vette, Gesù nelle strade, Gesù sui nemici, dentro l'oscurità, sulla mia famiglia, dichiari il santo nome di Gesù. Gesù, Gesù sulle vette, Gesù nelle strade, Gesù sui nemici, dentro l'oscurità, sulla mia famiglia, dichiaro il santo nome di Gesù. Ancora, Gesù sulle vette, Gesù nelle strade, Gesù sui nemici, dentro l'oscurità, sulla mia famiglia, dichiaro il santo nome Gesù. In te potenza, in te potenza e guarigione, c'è vita in te, non più fortezze, splendi nel buio, un fuoco sei, in te potenza e guarigione, c'è vita in te, non più fortezze, splendi nel buio.
vita in te, non più fortezze, splendi nel buio, un fuoco sei. Cantiamo la parte iniziale, voglio dichiarare il nome di Gesù sopra ogni cuore anima, su ogni anima caduta in depressione, solo Gesù. Applauda il nome del Signore Gesù, perché Lui è degno. Sulla tua famiglia, sulla tua casa, su ogni cosa noi dichiariamo il nome del Signore Gesù, il nome del Signore Gesù. E in questo momento innalzeremo questo nome in un modo speciale, attraverso il ricordo della Santa Cena del Signore. Voglio invitare le nostre sorelle che serviranno la Santa Cena e leggerò insieme a voi alcuni versetti. Non abbiamo all'interno della parola così tanti testi che ci parlano della Santa Cena. Abbiamo i testi nei Vangeli in cui vediamo Gesù mentre compie quest'atto dell'ultima cena insieme ai Suoi Apostoli, e abbiamo pochi versetti nella prima lettera ai Corinzi, da cui adesso leggeremo questo testo. Ma quello che sappiamo molto chiaramente della Santa Cena da questi pochi versetti è che questo è un modo per innalzare il nome di Gesù. L'Apostolo Paolo scrive questo: poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. E nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Ogni volta che noi compiamo questo atto di insieme, come uni in Cristo, così come Gesù ci ha insegnato, è bello vedere come nella Chiesa primitiva la Santa Cena, il ricordo di questo momento, non era un momento come quello che facciamo noi, molto liturgico, ma era una vera e propria cena che i fratelli facevano insieme. Non c'era un piccolo pezzo di pane, c'era molto vino o succo, c'era forse altro cibo, e non era questo momento liturgico come lo facciamo noi, ma era un vero momento di comunione, un vero momento di fratellanza, di essere uni in Cristo. E questo è quello che Gesù vuole dalla Santa Cena, che noi possiamo veramente avere comunione gli uni con gli altri, vivere questo momento appieno, insieme,
servendo la Santa Cena gli uni agli altri. Noi per un fatto, forse logistico, abbiamo 4, a volte 6 persone che servono la Santa Cena, ma sarebbe bello che tutti quanti potessero servirla a vicenda e condividere questo momento. Questo è un momento di pura comunione. Gesù desiderava questo. E questo è un momento di ricordo, di ricordare quello che Lui ha fatto per noi. Gesù ha detto: ogni volta che voi vi riunite in questo modo a condividere questa cena, prendete il pane, prendete il vino e ricordate quello che io ho fatto per voi. Ricordate di quel giorno glorioso in cui sono salito sulla croce. Ricordate del sacrificio che io ho fatto. Ricordate del mio sangue che è stato versato. Ricordate di questo. E una terza componente che troviamo nella Santa Cena è che quando noi prendiamo questi alimenti non stiamo soltanto ricordando di quello che Gesù ha fatto, ma stiamo annunciando il suo sacrificio, stiamo innalzando il suo nome. E noi abbiamo detto questo: siamo qua per innalzare il nome di Gesù, e in questo momento noi innalzeremo il nome di Gesù attraverso la Santa Cena. Lo innalzeremo nella nostra vita, perché questo è un momento di comunione, ma è anche un momento personale, individuale. Quindi quando in questo momento tu prenderai il pane, prenderai questo calice, che tu possa innalzare il nome di Gesù nella tua vita, sapendo quello che Gesù ha fatto per te, quello che Gesù ha fatto per te, e che il nome di Gesù possa essere innalzato nella nostra vita attraverso questa Santa Cena questa sera. Amen. Preghiamo insieme. Signore Gesù, mettiamo davanti a te questa sera questi alimenti che rappresentano per noi il tuo corpo e il sangue che tu hai versato su quella croce. E prenderemo questa Santa Cena uniti, come uni in Cristo, come una Chiesa viva, così come tu ci vuoi. Prenderemo questi alimenti ricordandoci quello che tu hai fatto per noi in quel giorno grandioso. Ma prenderemo questi alimenti soprattutto per innalzare ancora una volta il tuo nome nella nostra vita. Per questo io ti chiedo, Signore, benedici questo pane, benedici questo succo e benedici questo momento, affinché ognuno di noi, prendendo parte di questo corpo, prendendo parte di questo sangue, possa pienamente rendere gloria al tuo nome e annunciare la tua morte e la tua resurrezione nella nostra vita, prima di tutto, fino al tuo ritorno. Per questo noi ti preghiamo, benedici questa Santa Cena nel nome di Gesù. Amen.
come il nostro Signore Gesù ci ha insegnato, prendiamo questo pane che rappresenta il corpo che Gesù ha donato per noi. E poi tutti insieme beviamo da questo calice, il calice del nuovo patto, il calice del sangue di Cristo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém. Glória a Dio. Gloria a Dio. Possiamo accendere le luci. Sempre un momento meraviglioso potersi prendere un tempo con Dio dopo aver preso la Santa Cena. Bene, devo dare alcuni avvisi prima di proseguire.
con la liturgia del nostro adorarti. Il primo avviso sono i nostri in casa. Questo mercoledì abbiamoli in casa alle ore 8. Se non hai mai partecipato a un in casa, guarda bene i punti dei nostri in casa, cerca il leader di zona già questa sera, così da poterli raggiungere, perché mercoledì alle 8 avremo i nostri in casa. Grazie mille per movimentare un po'. Va bene, prossimo avviso. Rifugio Be Brave. Potevamo partire dal Rifugio Be Brave, così già partiva. Rifugio Be Brave! Bene, sono finite le iscrizioni, quindi questo avviso è soltanto per ricordarvi che da giovedì a sabato della prossima settimana le donne che si sono iscritte andranno al Be Brave. Ci rivedremo qua tutte quanti, con voi che tornerete piene di spirito sabato sera nel nostro adorarti. Prossimo avviso. Uomini Be Brazer! Che sincronia, eh? Grandi Butei. Uomini Be Brazer! Addirittura. 24 maggio, domenica, faremo un altro Be Brazer di domenica mattina alle 9 faremo qua un tempo insieme, un caffè, dopo un bellissimo culto, sicuramente la presenza del nostro Signore. Chi c'è stato all'ultimo Be Brazer fatto di domenica ha partecipato a un momento meraviglioso tra noi uomini. Sono sicuro che Dio ancora non ci deluderà, le aspettative sono altissime, quindi non mancate, invitate altri uomini, fate come ha fatto il nostro buon Murillo là in fondo, che ha invitato il suo collega di lavoro a partecipare. Invitate altri uomini a partecipare a questa mattinata insieme tra di noi. Prossimo avviso. Corso Seguitemi, sono aperte le iscrizioni per il prossimo corso Seguitemi, non c'è una data, in realtà abbiamo aperto le iscrizioni prima che terminassero i 52 giorni di preghiera, quasi come un atto profetico, no? Per terminare la preghiera, aprendo le iscrizioni al corso Seguitemi, il corso ministeriale della Chiesa. Ancora non c'è una data per cominciare, ma intanto le iscrizioni sono aperte. Rimetterò il link per partecipare sul gruppo della Chiesa nei prossimi giorni, quindi chi ancora non ha partecipato e vuole cominciare a lavorare in Chiesa, in qualsiasi ambito, o anche vuole capire ancora meglio la visione della Chiesa, le dottrine della Chiesa, il modo in cui vogliamo operare nei vari ministeri della Chiesa, può iscriversi a un corso gratuito fatto su Zoom una volta a settimana, un'ora e un quarto, quindi è molto molto fattibile. Prossimo avviso e ultimo, discepolato per il battesimo. Anche qua non abbiamo una data per i battesimi, sicuramente aspettiamo che arrivi ancora un po' di più il caldo per immergerci nelle fredde acque del lago di Garda, ma intanto è aperto le iscrizioni per il discepolato che cominceremo tra pochissime settimane, quindi se ancora non sei iscritto e vuoi battezzarti, iscriviti al discepolato, il link è sempre sul gruppo nostro della Chiesa, WhatsApp. Se anche semplicemente non ti vuoi battezzare, ma vuoi capire veramente che cos'è il battesimo, o magari sei stato battezzato in Chiesa Cattolica quando eri piccolino e ti chiedi perché dovrei battezzarmi di nuovo da adulto, da giovane, c'è un motivo, non basta quel battesimo che avevo fatto. Nel discepolato spieghiamo tutte queste cose e anche ancora di più. Quindi potete iscrivervi, anche questo è gratuito, sempre su Zoom, con tutte le comodità del caso. Bene, finiti gli avvisi, grazie mille, ci alziamo in piedi per piacere, così non mi lasciate da soli in piedi. Facciamo una preghiera, tu che hai portato la tua decima questa sera, che hai separato per consegnare al Signore, o se sei stato toccato, toccata, in questi primi minuti di culto, nel portare un'offerta. In questo momento porteremo questa forma di contribuzione, che però non vorrei che fosse vissuta solo e esclusivamente come una forma di contribuzione. È chiaro che è questo. La Chiesa ha necessità economiche a cui attendere, affitto, bollette,
altre cose. Avete visto che oggi c'è una bella ventola nuova lassù? Mi raccomando a chi è sotto, perché non abbiamo l'assicurazione sanitaria. Ma vogliamo mettere altre di queste per prepararci per l'estate. Ci sono tante cose da fare. Tutto questo ovviamente richiede un fattore economico, no? Quindi è una forma di contribuzione, sì, ma ancora di più è una forma di compromesso con Dio e di adorazione a Dio. E quindi Gesù dice: chi offre lo faccia con gioia di offrire, perché un'adorazione deve essere fatta con gioia. Quando noi veniamo in chiesa, se cantiamo tristi di cantare, obbligati a cantare perché i ministri di lode ci dicono dai cantate, e noi non vorremmo cantare ma cantiamo, non è questa l'adorazione che piace a Dio. Ugualmente è anche con le decime e con le offerte. Dio ama un donatore gioioso, e quello che noi stiamo facendo adesso dovremo farlo con tanta gioia nel cuore, perché stiamo adorando a Dio in questo modo. Amen. Quindi preghiamo per questo, preghiamo per queste offerte. Se tu è la prima volta che vieni in chiesa, non sentirti in obbligo di offertare. Magari ti è stato dato un QR code quando sei entrato. Se hai scannerizzato il QR code, hai compilato quelle cose lì, là in fondo ci sono anche dei regalini. Magari in questo momento puoi andare a prenderti questi regalini che ti aspettano là in fondo. Signore Gesù, ti ringraziamo, Signore, per tutto quello che ci hai fatto vivere fino adesso. Ci ringraziamo per ogni briciolo di gloria che hai versato su di noi durante il momento della lode. Ti ringraziamo per questo tempo meraviglioso di Santa Cena in cui abbiamo sentito la tua presenza, e in questo momento noi vogliamo portare qualcosa a te, una forma di adorazione che possa essere gradita a te. Ti chiedo, Signore, di mettere gioia nei nostri cuori in questo momento, quando ti porteremo, Signore, questa forma di adorazione, e ti chiedo, Signore, di far prosperare attraverso questa la tua Chiesa, la tua opera e ogni famiglia qua presente, affinché possiamo sempre di più essere una Chiesa rilevante che raggiunga anime e che compia pienamente il tuo comandamento di andare a fare discepoli. Per questo io ti prego nel nome di Gesù. Amen.
Amen. Amen. Signore Gesù, parla in questo momento come tu vuoi alla tua Chiesa, che possa essere il tuo Spirito a ministrare oggi ai nostri cuori tutto ciò che tu vuoi, che niente venga da parte mia, di mia volontà, ma che tutto quanto venga da te, Dio. È quello che noi ti chiediamo, Signore, perché è la tua parola che può trasformare, è il tuo Spirito che può trasformare. E noi siamo soltanto strumenti che desiderano essere modellati da te. Per questo io ti prego, Signore, compi pienamente la tua volontà questa sera nella tua Chiesa attraverso la tua parola, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Bene, oggi voglio portarvi una parola che ho già portato più o meno in passato, un po' rivisitata sicuramente, e ho portato questa parola meno di un anno fa in realtà. Penso che è forse la prima volta che predico una parola che ho predicato meno di un anno fa. E ho predicato questa parola nella settimana in cui sono tornato dal mio primo Leggendarios a e visto che insieme ad altri quasi 20 fratelli della Chiesa, domenica siamo tornati nuovamente dal Leggendarios, ho avuto in cuore questa settimana di portare nuovamente questa parola perché indipendentemente che tu conosca o no il movimento Leggendarios, quello che più di tutto parla al mio cuore, questo movimento, è quello che vivo quando vado a partecipare di questi eventi, è un'altra chance, un'altra possibilità. È quello che è stato per me la prima volta, lo è stato di nuovo, forse anche nella vita di altre persone che sono salite questa volta sulla montagna per la prima volta, e quindi nuovamente voglio portare questa parola che oggi come titolo ha proprio un'altra chance. È una parola basata sul libro del profeta Ageo, quindi oggi leggeremo buona parte del libro del profeta Ageo. Se tu non avevi mai letto il libro del profeta Ageo, oggi probabilmente andrai vicino a leggerlo per intero. Non tutto però. Dipende dal tempo anche. Il profeta Ageo, per dare un breve contesto, è un profeta che noi troviamo nell'Antico Testamento, che ha profetizzato più o meno nel VI secolo a.C., quindi tra il 600 e il 500 prima di Cristo, e il suo libro è uno dei più corti dell'Antico Testamento, quindi non spaventatevi quando vi dico che leggeremo quasi tutto il libro di Ageo, perché sono solo 2 capitoli. È un libro diviso in 4 sezioni, che sono 4 profezie che Ageo fa, e ogni profezia di Ageo è datata, è unico questo profeta nel suo genere, perché ogni volta che fa una profezia lui mette la data esatta della profezia. E questo profeta Ageo profetizza in un momento molto, molto significativo per il popolo di Giuda, perché sappiamo, secondo la relazione biblica, che dopo la morte del re Salomone, quando il regno di Israele era ancora tutto un regno unito, il regno viene diviso in 2 parti, un regno del nord, o regno di Israele, e un regno del sud, o regno di Giuda. E prima il regno del nord viene conquistato dall'impero assiro e successivamente il regno del sud viene conquistato dall'impero babilonico. E quando i babilonesi conquistano il regno del sud, portano in esilio tutto il popolo di Giuda e entrano a Gerusalemme, e dove c'era il tempio del re Salomone distruggono il tempio, lo saccheggiano, lo distruggono, insomma fanno dei veri disastri.
quando successivamente il popolo di Giuda può tornare a Gerusalemme, quando arriva si trova tutta la città distrutta. Abbiamo già fatto poco tempo fa questa campagna di 52 giorni di Neemia, no? In cui dicevamo che come Neemia in 52 giorni ha ricostruito le mura di Gerusalemme, anche noi facevamo questa campagna profetica di 52 giorni. Ecco, Neemia stava ricostruendo le mura che erano proprio state distrutte dai babilonesi. Ma come ho detto, non soltanto le mura o la città era stata distrutta, lo stesso tempio, il tempio di Salomone, quel tempio grandioso, era stato distrutto. E è lì che Dio comincia a innalzare uomini per riedificare quel tempio distrutto. Così un gruppo di giudei guidati da Zorobabele va da Babilonia a Gerusalemme e sotto la guida di Zorobabele cominciano a riedificare, a ricostruire il tempio di Salomone. Ma dopo un po' di anni, per le difficoltà, per gli ostacoli, per i nemici che Israele continuava ad avere, si fermarono di costruire il Tempio. E è in questo momento che Dio innalza alcuni profeti, tra cui il profeta Ageo, per esortare il popolo di Giuda a riprendere la costruzione del Tempio di Dio. E è su questo che oggi noi parleremo. Ma che cosa ha a che vedere il Tempio di Salomone, no? Il Tempio di Israele con noi oggi? Prima di tutto c'è scritto in Romani 15 che tutto quello che c'è lasciato, che c'è stato tramandato, tutto quello che c'è scritto per nostro insegnamento è stato scritto. Quindi tutto ciò che noi troviamo all'interno della Bibbia ha un insegnamento anche per la nostra vita. Nella lettera agli Ebrei c'è scritto che le cose passate sono l'ombra delle cose future, quindi ciò che è avvenuto nell'Antico Testamento è un'ombra di qualcosa che oggi avviene quotidianamente nella nostra vita. Ma oltre a questo noi vediamo come in Atti 7, quando il diacono Stefano fa quel bel sermone davanti al Sinedrio, Stefano dice questo, che Dio non abita in templi costruiti da mani d'uomo. L'Apostolo Paolo lascia ancora più chiaro questo nella prima lettera ai Corinzi, dicendo: non sapete che voi siete il Tempio dello Spirito Santo? Quindi che cosa ha a che vedere questa parola che riguarda quel Tempio di Salomone con noi? Ha tutto a che vedere, perché chiaramente questa sera non parleremo, almeno che, a parte che magari con alcune figure del Tempio di Salomone. Ciò che lo Spirito Santo oggi vuole parlare a noi è qualcosa che riguarda il Tempio di Dio che oggi abita o deve abitare dentro di noi. Quindi vi invito a aprire le vostre Bibbie nel libro del profeta Ageo, capitolo 1, versetto 1. Proietteremo anche qua tutti i versetti che andiamo a leggere, ma se avete la vostra Bibbia è meglio ancora. Sarà più facile seguire, magari ce l'avete nella vostra lingua natia, magari ce l'avete sul cellulare. Non sono uno di quei pastori che dice che la vera Bibbia è solo quella di carta, che non è così. La Bibbia è quella di carta, la Bibbia è questa qua, la Bibbia è quella che magari avete sul telefono, sono tutte uguali. Sul telefono anzi ci sono anche più traduzioni, magari è anche più comodo. Ma sicuramente se avete la Bibbia di carta c'è un bel vantaggio, che potete farci qualche scarabocchio sopra. Potete prendere qualche appunto, potete scrivervi qualcosa. Va benissimo la Bibbia del telefono, ma la Bibbia di carta ha i suoi vantaggi. Quando io leggo la Bibbia, non la leggo sulla Bibbia del telefono solitamente. Sulla Bibbia di carta si possono fare molte più cose. Amen? Bene, anche perché la vera Bibbia non è la Bibbia di carta, ma sono i rotoli giganteschi che usavano i giudei una volta, no? Ma sarebbe molto scomodo portarli in chiesa. Già dobbiamo trovare un posto per i passeggini, ci servirebbe un posto anche per i rotoli della Bibbia.
Ageo 1:1, il secondo anno del re Dario. Il re Dario è un re persiano che aveva conquistato i babilonesi. Il secondo anno del re Dario, il primo giorno del sesto mese, la parola del Signore fu rivolta per mezzo del profeta Ageo a Zorobabele, figlio di Sealtiel, governatore di Giuda, e a Giosuè, figlio di Josadac, sommo sacerdote, in questi termini. Fermiamoci un attimo al versetto 1, perché già su questo versetto c'è qualcosa di molto importante che dobbiamo intendere. Noi vediamo che Ageo comincia questa profezia, e è una profezia che è rivolta a qualcuno di molto specifico. C'è scritto che la profezia di Ageo è rivolta a Zorobabele, figlio di Sealtiel, non ci interessano questi nomi, a Zorobabele, che era il governatore di Giuda, e a Giosuè, che era il sommo sacerdote. E abbiamo detto che la profezia di Ageo è una profezia che parla della ricostruzione del Tempio di Salomone, no? E quindi io mi chiedo, perché se Ageo deve profetizzare la ricostruzione del Tempio, non è andato a rivolgere questa profezia a un geometra? Perché il geometra saprebbe come ricostruire il Tempio, a un architetto, a un cartongessista, a un piastrellì, a qualcuno con la partita IVA. Perché non è andato da loro a dare questa profezia, ma è andato da Zorobabele, da Giosuè? Perché Zorobabele era il governatore del popolo, Giosuè era il sommo sacerdote, ovvero loro erano le persone che erano responsabili per il popolo di Israele. Loro erano le persone che potevano, che avevano la possibilità di dire sì, ricostruiamo il Tempio. Se Ageo fosse andato dal geometra, il geometra magari sapeva come fare, ma non avrebbe avuto la possibilità di dire dai, ricostruiamo il Tempio, ragazzi. Non era sua la responsabilità, non era lui che aspettava questo compito. La responsabilità era del governatore, la responsabilità era del sommo sacerdote. E questo, fratelli, ci porta a intendere una cosa, che se Dio vuole sistemare qualcosa nella nostra vita, vuole ricostruire un tempio, vuole fare una restaurazione nella nostra vita, è a noi che Dio parlerà. È a noi che siamo responsabili del nostro tempio che Dio parlerà. Non è a nostra moglie, non è ai nostri genitori, ai nostri figli, agli amici, è a noi. Forse ci parlerà per bocca di queste persone, ma è a noi. Forse ci parlerà attraverso sogni e visione, ma è a noi che Dio parlerà, perché noi siamo i responsabili di fare questa restaurazione. Spetta a noi, è nostra la possibilità di dire sì, io voglio un tempio restaurato dentro di me. È nostra la possibilità di prendere questa decisione, quindi Dio parlerà con noi. Per questo io ci tengo questa sera che tu possa stare attento a questa parola. E forse non leggerò tutto il libro di Ageo, magari cercherò di tenerlo un po' più breve, ma ci tengo che tu possa restare attento a questa parola, perché Dio non vuole parlare con la persona vicino a te. Dio vuole parlare con chi è responsabile del tuo tempio, e questa persona sei te. Ci sono persone che magari conoscono la situazione del fratello seduto dietro, dall'altra parte della chiesa. Quando vengono in chiesa sentono la predicazione che magari sembra parlare proprio della situazione del fratello e dicono sì, questa predica sta parlando con quello là. Speriamo che stia attento a quello che il pastore, il predicatore sta dicendo. Ma fratelli, se Dio sta parlando, non sta parlando col fratello quello là, sta parlando con te, con me. Sta parlando con noi, perché è noi che siamo responsabili. La parola di Dio, la parola che ci dà la guida. Perché Dio ci ha lasciato questa parola? Perché Dio ci ha lasciato la Bibbia? Perché Dio ci ha lasciato la Bibbia? Perché così un giorno magari Lui se la può leggere. Non è per Dio la Bibbia è per noi. È a noi che Dio l'ha lasciata, e l'Apostolo Paolo ci spiega che cosa serve la Bibbia nella lettera a Timoteo. Dice: ogni scrittura è ispirata da Dio ed è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia. A che cosa serve la Bibbia? A confrontarci, a correggerci, a insegnarci. A chi? Al fratello di fianco a noi? No, a noi.
È per noi, è a noi che Dio parla, è a noi perché noi siamo i responsabili del nostro Tempio dello Spirito Santo. È a noi. Per questo io vi chiedo questa sera, state attenti a quello che Dio vuole parlare. Se tu pensi che questa parola è la parola del pastore Enrico, che venga da me, dalla mia volontà, dalla mia conoscenza, puoi prendere una Coca-Cola là in fondo e non ascoltarmi. Vai fuori, stai lì al fresco, non c'è bisogno di stare qua al caldo. Ma se tu pensi che questa sera lo Spirito Santo stia parlando, non io, ma lo Spirito Santo stia parlando, allora stai attento. In Ebrei 3,15 c'è scritto: se oggi udite la voce del Signore, non indurite i vostri cuori. Se tu pensi che è lo Spirito Santo che sta parlando, non indurire il tuo cuore, apri le tue orecchie, stai attento, dì alla persona vicina a te: non distrarmi, perché Dio vuole parlare con me. Non distrarmi. Anzi, digli così: Dio non vuole neanche parlare con te, vuole parlare solo con me. Sii egoista in questo momento. Questa parola non è per te, è per me. Ageo rivolge una parola al governatore, al sommo sacerdote di Giuda, perché loro avevano la responsabilità di quel tempio. Oggi lo Spirito Santo forse sta portando un Ageo in questa chiesa, e questo Ageo vuole parlare con te, direttamente con te e con me, perché è tua e solo tua la responsabilità del Tempio. È tua responsabilità. C'è qualcosa da sistemare nella tua vita, è tua la responsabilità. C'è qualcosa da sistemare nella tua famiglia, è tua la responsabilità. C'è qualcosa da sistemare nei tuoi vizi, nei tuoi peccati, è tua la responsabilità. C'è qualcosa da sistemare nella tua parte emotiva, nell'orgoglio, è tua la responsabilità. È tua. Il Tempio dello Spirito Santo è tuo. È tua la responsabilità di fare questa restaurazione. Lo Spirito Santo ci può sospingere a fare questo, ci può portare persone che ci diano parole, che ci guidino a fare questo. La grazia che Gesù ha versato da quella croce ci può aiutare a fare questo, ma la responsabilità di avere il nostro cuore aperto, le nostre orecchie attente, è solo nostra, è solo mia e tu. Versetto 2. Così parla il Signore degli eserciti. Questo popolo, dice, non è ancora venuto il tempo in cui si deve ricostruire la casa del Signore. Insomma, il popolo aveva cominciato a costruire il Tempio, poi si è fermato. Dio manda Ageo per esortarli a ricostruire, ma Dio sente che il popolo dice queste parole: non è ancora il momento di riprendere la costruzione, non è ancora il tempo di ricostruire il Tempio di Dio. Ma allora io ti faccio una domanda: quando è il tempo giusto per riprendere questa costruzione? Quando è il tempo giusto per ricominciare a restaurare il Tempio di Dio? E non stiamo parlando del Tempio di Salomone, stiamo parlando del nostro Tempio, di quello che è qua dentro, il Tempio dello Spirito Santo. Quando è il tempo giusto per ricominciare la restaurazione? Tempo fa mi ricordo ho chiesto un piacere a un fratello, ho detto: guarda, avrei bisogno di fare questa cosa qua, potresti darmi una mano? E questa persona ha detto: guarda, adesso non riesco proprio perché sto lavorando tantissimo, sto facendo tantissime ore di lavoro, sono fino qua col lavoro, magari più avanti, non c'è problema. Dopo un po' di tempo gli ho chiesto: adesso avresti tempo per riuscire a aiutarmi a fare questa cosa qua? No, guarda, adesso sono in ferie, adesso non posso, devo riposarmi, ho tutte le ferie programmate. Ok. Quando lavora non c'è tempo, quando c'è ferie non c'è tempo. E così, fratelli, non è diverso per noi. Quante scuse mettiamo per non cominciare questa restaurazione del nostro Tempio? Quante scuse? Oggi sono troppo occupato, non ricomincio la restaurazione. Oggi sono troppo stanco, sono troppo giovane per ricominciare la restaurazione del Tempio dello Spirito. Adesso devo pensare a divertirmi, devo pensare a fare altre cose. Sono troppo vecchio ormai per me, perché dovrei farlo?
Ho troppi impegni, gli hobby, lo sport, la famiglia, questo e quello. E quante scuse mettiamo davanti a noi per non riprendere quella che è qualcosa di fondamentale nella nostra vita, il Tempio dello Spirito Santo. E tante volte quando si parla del Tempio dello Spirito Santo, no, quando diciamo dobbiamo prendere cura del Tempio dello Spirito Santo, pensiamo al nostro corpo, no? Perché il nostro corpo è il Tempio fisico dello Spirito Santo e è fondamentale prendere cura del nostro corpo, è fondamentale avere attenzione al nostro corpo, al nostro fisico. So che io non ho pienamente la morale di dire questo perché ho qualche chilo in più di quelli che dovrei avere, ma mi sto impegnando per riuscire a rimettermi in pari. Certe volte penso che la bilancia sia contro di me perché anche dopo 3-4 giorni di Leggendarios il peso non cambia. Ma mi sto impegnando, vado a camminare, cerco nel limite del possibile di mangiare meglio. E tante volte quando si parla di dobbiamo prendere cura del Tempio dello Spirito Santo, spesso dottrinalmente, teologicamente, diciamo, e quindi non dobbiamo farci tatuaggi, e quindi non dobbiamo farci piercing. E non voglio discordare con la teologia di nessuno di noi, però sinceramente, fratelli, ci sono cose che sono molto peggiori dei tatuaggi per il nostro corpo o dei piercing. Io non mi farò mai un tatuaggio perché quello che noi predichiamo più di tutto è siamo uno in Cristo. E so che il tatuaggio di per sé non credo che sia un peccato, ma può portare scandalo. E questo è un peccato più grave ancora. E quindi non mi farò un tatuaggio. Ma ci sono cose che nuociono al nostro corpo e che noi mangiamo magari quotidianamente, o beviamo quotidianamente, o facciamo quotidianamente, che fanno molto più male di un tatuaggio. Il piercing no, il piercing non è bello, quindi questo non c'è problema. Il piercing è peccato, il piercing è peccato. Fratelli, dobbiamo capire che ci sono cose che veramente nuociono al nostro corpo e è importante prendere cura del Tempio dello Spirito Santo per quanto riguarda la parte fisica. E anche in questo noi rimandiamo tante volte, anch'io in questo rimando tante volte. Oggi ho mangiato una merendina e non volevo mangiarla, e ho pensato da domani non le mangio più, però l'ho mangiata. Perché? Perché da domani non le mangio più. E quante scuse mettiamo per sistemare il Tempio dello Spirito Santo. Oggi non vado a fare la camminata mattutina perché sono stanco, ieri sono tornato a casa tardi. E quante scuse mettiamo. Siamo come quei giudei che dicevano non è oggi il tempo di sistemare il Tempio dello Spirito Santo. Ma se il tempio esteriore è un problema, il tempio interiore lo è ancora di più. Perché quante scuse mettiamo tra noi e cominciare a vivere una vera vita con Dio, sistemando veramente il Tempio dello Spirito Santo interiore a noi. Quante volte tu la sera vai a dormire e sai, perché l'hai già sentito miliardi di volte in chiesa, che dovresti pregare prima di dormire. Che non è male, anzi è bello, è giusto, è qualcosa che ti dà forza, è qualcosa che a Dio piace, è qualcosa che ti farebbe bene, ma non lo fai. E che cosa dici? Lo faccio domani. Perché? Perché sono stanco. O la mattina iniziare la giornata con non dico neanche con un capitolo, con 1 o 2 versetti della Bibbia. No, ma oggi? Ma ce l'hai sul telefono? No, ma meglio tenere la batteria perché magari oggi pomeriggio devo fare qualcosa di più urgente. E quante scuse mettiamo? Nel decimare. No, questa settimana, questo mese, meglio che non do la decima, se no non arriverò a fine mese. E poi usciamo dal Tosano con 400 euro di spesa, di cui 100 euro sono i cioccolatini comprati nella prima fila. Dite che non è vero perché i cioccolatini della prima fila del Tosano sono una tentazione unica. Digiuno. Quante scuse mettiamo davanti a tutte queste cose? Perché? Perché non troviamo o non intendiamo quanta necessità c'è di non perdere tempo nel sistemare ciò che c'è dentro di noi. Oggi non è il tempo di sistemare il Tempio dello Spirito Santo. A me fa impazzire la storia del re Ezechia,
che quando è diventato re, il tempio di Israele era un tempio pieno di idoli, pieno di cose pagane, perché i re prima di lui avevano portato Israele lontano dal Signore, ma c'è scritto nella Bibbia che il primo mese del primo anno del regnato di Ezechia, lui ha chiamato tutti i sacerdoti, i leviti, ha detto: andate nel tempio, fate una pulizia di tutte queste cose, restauriamo il vero culto a Dio, restauriamo il tempio dello Spirito Santo. Quando è che l'ha fatto? Il primo mese del primo anno, subito, appena è diventato re. Non c'è tempo di aspettare un altro giorno, è qualcosa da fare subito. Se noi intendiamo la necessità, l'importanza di avere un tempio pulito dentro di noi, un tempio restaurato dentro di noi, non aspetteremo giorni. Il profeta Isaia cerca di velocizzare questo processo nella nostra vita, di farci capire quanto è importante, dicendo: cercate Dio mentre lo si può trovare, invocatelo finché è vicino. Perché? Perché ci sarà un giorno che Dio non sarà più così vicino e noi non lo potremo trovare. Ci sarà un giorno che ci saremo allontanati così tanto che non riusciremo a invocare il suo nome. O ci sarà un giorno che sarà troppo tardi per invocare il nome di Dio, perché forse noi non ci saremo più. E allora la predica non è più un'altra chance, è un'ultima chance. E quanti di noi intendono la fretta che ci deve essere in questo? Sistemare il tempio dello Spirito Santo dentro di noi, cominciare a vivere una vita cristiana vera, non ipocrita, di preghiera, di digiuno, di compromesso con Dio, di compromesso con la sua opera, una vita di conoscenza di Dio attraverso la parola, attraverso esperienze sovrannaturali, una vita di compiere la chiamata che Dio ci ha dato, una vita in cui possiamo fare fluire i doni ministeriali che Lui ci ha dato, intendere quanto è necessario fare questo e farlo subito. È qualcosa che noi dovremo avere. Ma purtroppo, molti cristiani non sono diversi dal popolo di Giuda. Non è questo il giorno di ricostruire il Tempio. Quando è allora il giorno? Quando è il momento? Oggi forse Dio sta portando un Ageo nella tua vita per darti un po' di fretta di fare questo, perché da un'altra chance passeremo a un'ultima chance, e da un'ultima chance a un punto in cui non c'è più ritorno. Versetto 3. Per questo la parola del Signore fu rivolta a loro per mezzo del profeta Ageo, in questi termini: vi sembra questo il momento di abitare nelle vostre case ben rivestite di legno, mentre questo tempio è in rovina? Ageo mette fretta per sistemare il tempio. E Dio ha detto nel versetto prima che le persone dicono: non è questo il tempo di sistemare il Tempio di Dio, non è questo il giorno, non è questo il momento adatto. Ma poi si scopre una cosa, che il popolo di Israele abitava in case ben rivestite di legno, mentre il Tempio era in rovina. Si scopre che il popolo di Israele abitava in case decorate, in case adornate, in case sicure, in case belle, in case fatte bene, in case ben cuidate, mi viene in portoghese, ben curate, grazie traduttori, in case ben curate, mentre il Tempio di Dio era in rovina. Che cosa significa questo? Che veramente quelle parole che stavano dicendo erano solo scuse. Avrebbero avuto il tempo, avrebbero avuto il modo, avrebbero avuto la possibilità di sistemare il Tempio di Dio, ma invece davanti a Dio hanno messo i loro interessi, davanti a Dio hanno messo loro stessi, davanti a Dio hanno messo altre cose. Il Tempio era in rovina, ma le loro case erano bellissime. Il Tempio era distrutto, ma dove loro abitavano c'era un posto sicuro, un posto ben curato. Allora erano solo scuse quelle che usavano.
e Dio era passato in secondo piano veramente nella loro vita. C'è un testo della Bibbia che a me fa quasi arrabbiare, no? È il passaggio in cui è un passaggio che noi troviamo in praticamente ogni Vangelo, in cui c'è Maria di Betania che prende un vaso di olio profumato, profumatissimo, e comincia a ungere Gesù con quest'olio. E c'è scritto che lì nella stanza c'era in cui Maria stava facendo questo, c'era Giuda, e Giuda si è arrabbiato con Maria e ha detto: Maria, perché stai facendo questo? Pensa che quest'olio è un olio molto costoso, si poteva vendere quest'olio e tutti i soldi ricavati si potevano donare ai poveri. Pensate a quello che ha detto Giuda. Giuda praticamente ha detto così: per Gesù no, per gli altri sì. Per Gesù non vale la pena fare questo, per il resto sì. Ma la cosa che mi fa più arrabbiare, perché se pensiamo, vabbè, Giuda è quel mascalzone di Giuda, ladro di Giuda, traditore di Giuda, no? Normale che dica una cosa del genere. Ma se noi andiamo a vedere negli altri testi dei Vangeli, non ci parla di Giuda, ci parla degli apostoli. Non era solo Giuda probabilmente che aveva avuto quella grande idea, quella brillante idea di dire: se è per Gesù, no. Se è per qualcos'altro, allora ne vale la pena. E quindi se non soltanto quel mascalzone di Giuda, perché qua non c'è nessuno che si potrebbe paragonare a Giuda, no? Ma gli apostoli magari ci potremmo paragonare. E se quel mascalzone di Giuda è un conto, ma quando noi scopriamo che sono stati gli apostoli insieme a Giuda a dire: per Gesù no, per il resto sì, allora forse non siamo così lontani dall'essere anche come questi giudei, che per il Tempio di Dio no, non vale la pena spendere soldi, non vale la pena spendere tempo, non vale la pena impegnarsi, ma per le nostre case sì, per noi sì, per i nostri interessi sì, per quello che ci piace a noi sì, per Gesù fa lo stesso. E così, fratelli, è quello che avviene nel Tempio dello Spirito Santo che abita in noi. Quanti di noi riescono a impegnarsi veramente, hanno questo desiderio di impegnarsi veramente per ricostruire questo Tempio? Perché tante volte non è neanche il discorso di non avere la possibilità, di non avere il tempo, di non avere la voglia, ma è il discorso di mettere molte altre cose prima di Gesù dentro di noi. È il discorso di mettere molti altri impegni, molti altri interessi, cose che a noi piacciono, cose che noi vogliamo raggiungere, invece di far bruciare un po' di più il fuoco che dovrebbe esserci dentro di noi. Oggi Dio ci dà un'altra chance per riflettere su questo. Quali sono le tue priorità? Quali sono le tue priorità? C'è un podcast che avevo visto, di cui avevo già parlato tempo fa, in cui c'è questo pastore che fa una lista delle priorità e dice: al primo posto nella lista delle priorità c'è la famiglia. Numero 1, famiglia. Numero 2, lavoro. Numero 3, vita ministeriale. E poi continua. E le persone che lo stanno ascoltando gli dicono: ma come? Famiglia? Lavoro? Vita ministeriale? Ma e Dio? Gesù dov'è in questa lista? Non c'è. E questo pastore dice: no, Gesù non c'è nella lista, perché Gesù è la lista. Una lista di priorità salutare, sana, è quella che è Gesù. Ovvero Gesù non è la priorità sulla nostra famiglia, non è la priorità sul nostro lavoro, non è la priorità sul nostro ministero. Gesù è la priorità nella nostra famiglia. Se Gesù è la priorità nella nostra famiglia, la nostra lista di priorità è una lista di priorità salutare,
Se nella nostra famiglia Gesù è il centro, se nella nostra famiglia mettiamo Gesù prima di tutto, se nella nostra famiglia mettiamo Gesù e la sua volontà come guida per la nostra casa, molto bene, la nostra lista di priorità è una lista di priorità salutare. Se Gesù è nel nostro lavoro, se noi nel nostro lavoro innalziamo il nome di Gesù, parliamo di Gesù, preghiamo finché lavoriamo, ci comportiamo da cristiani, se Gesù è nel nostro lavoro, la nostra lista di priorità con il lavoro al secondo posto è una lista di priorità salutare. Se Gesù è nel nostro ministero, la nostra lista di priorità è salutare. Ma se Gesù non è nel nostro ministero, se noi facciamo le cose per farci vedere, se noi saliamo su un pulpito, prendiamo un microfono soltanto per condividere sapienza biblica, se noi facciamo gli operai soltanto per farci vedere che abbiamo un cartellino addosso, ma Gesù non è il centro del nostro ministero, veramente non facciamo questo per dare a Lui la gloria, per raggiungere anime, non servirà a niente, questa non sarà una lista di priorità salutari. Se Gesù non è al centro della nostra famiglia, noi possiamo avere una casa bellissima, una famiglia bellissima, possiamo amarci, possiamo amare i nostri figli, avere una famiglia fantastica, ma se Gesù non è il centro della nostra famiglia, a guidare la nostra famiglia, questa lista delle priorità non sarà una lista di priorità salutare. Perché anch'io avevo una compagnia di amici una volta, bellissima, fantastica, eravamo amici, fratelli, ci volevamo bene, facevamo tutto insieme, ci amavamo veramente, ma Gesù non c'era in questa compagnia di amici e allora non era una lista di priorità salutare, non era una compagnia salutare, non era un gruppo salutare. Gesù è la priorità se Gesù è al centro di ogni ambito della nostra vita, ma Gesù è al centro di ogni ambito. Oppure prima di Gesù mettiamo molte altre cose. Che cosa facciamo nella nostra famiglia? Facciamo un tempo di preghiera insieme. Ci muoviamo come dovrebbe muoversi una famiglia cristiana. Ci teniamo a quello che Gesù ci ha chiesto di fare e portiamo i nostri figli, la nostra moglie, il nostro marito a viverlo. Se sì, bene. Ottima lista di priorità. Gesù è nella tua famiglia e quindi la tua famiglia è al primo posto di questa lista. Ma se non è così, dov'è Gesù? E diventiamo come quegli israeliti, come quei giudei che facevano grandi case per loro, ma Dio era in secondo piano. Mi ricordo di un pastore che veniva a predicare qua un tempo, spesso raccontava di una testimonianza in cui lui era andato a fare una visita in una casa, in una villa, in una casa gigantesca, una famiglia molto ricca, e quando è entrato dentro ha sentito veramente un ambiente molto pesante. Questa famiglia stava per separarsi, stava vivendo situazioni molto difficili e lui diceva così: non ho mai visto così tanta povertà in mezzo a tanta ricchezza. E dopo di questo raccontava che era andato a fare una visita in una famiglia nelle favelas brasiliane e in questa casa poverissima in cui quasi non avevano da mangiare per il giorno dopo. Quando è arrivato ha detto che c'era solo la moglie e i figli, il marito stava ancora lavorando. Quando il marito è tornato a casa dal lavoro, i figli sono andati a abbracciarlo, l'hanno visto da lontano, gli sono corsi incontro, l'hanno abbracciato. È stato un momento bellissimo, ha trovato tanta gioia in questa casa e ha detto: non ho mai visto così tanta ricchezza in mezzo a così tanta povertà. Perché questa ricchezza? Perché Gesù era la priorità di questa famiglia. Gesù era in questa famiglia. Il popolo non dava nessuna priorità a Dio. Il tempio di Dio era passato in secondo piano. E tu che priorità stai dando al tempio di Dio che hai in te? A ricostruire questo tempio. Ora così parla il Signore degli eserciti: riflettete bene sulla vostra condotta. Avete seminato molto e avete raccolto poco. Voi mangiate ma senza saziarvi, bevete ma senza soddisfare la vostra sete, vi vestite ma non c'è chi si riscaldi. Chi guadagna il salario mette il suo salario in una borsa bucata. Così parla il Signore degli eserciti: riflettete bene sulla vostra condotta, salite nella regione montuosa, portate del legname, ricostruite la casa, io me ne compiacerò e sarò glorificato.
Voi vi aspettavate molto ed ecco, c'è poco. Ciò che avete portato in casa io l'ho soffiato via. Perché, dice il Signore degli eserciti, a motivo della mia casa che è in rovina, mentre ognuno di voi si dà premura solo della propria casa. Perciò il cielo sopra di voi è rimasto chiuso, non c'è stata rugiada e la terra ha trattenuto il suo prodotto. Io ho chiamato la siccità sul paese, sui monti, sul grano, sul vino, sull'olio, su tutto ciò che il suolo produce, sugli uomini, sul bestiame e su tutto il lavoro delle mani. Quando noi leggiamo nel libro del Deuteronomio che Dio dà la legge al popolo di Israele, Dio dice così: se voi seguite la legge, molto bene, benedizioni su di voi. Se voi non seguite la legge, se voi vi allontanate, maledizioni su di voi. Alcune o molte delle maledizioni del libro di Deuteronomio noi le troviamo in questo testo qua. Il popolo si era allontanato da Dio, non stava seguendo i comandamenti e maledizioni stavano andando sul popolo di Israele, sul popolo di Giuda. Mangiavano, ma continuavano ad avere fame. Bevevano, ma continuavano ad avere sete. Lavoravano, ma tutti i soldi che ricevevano li spendevano. Non sto dicendo che se tu o io non ricostruiamo il Tempio, maledizioni arriveranno sulla nostra vita, che noi mangeremo e la fame non ci passerà. Non sto dicendo questo. Quello di cui questo testo ci parla al giorno d'oggi è insoddisfazione. Insoddisfazione. Chi è lontano da Gesù vive perennemente nell'insoddisfazione. È come se mangiasse, ma non è mai sazio. È come se guadagnasse, ma tutto quello che guadagna non gli porta gioia. Abbiamo conosciuto tante famiglie nel corso di questi anni che hanno vissuto nell'insoddisfazione e c'è solo una cosa che può darci soddisfazione, che può riempire questo vuoto. È Gesù. Gesù è l'unico che può riempire questo vuoto nella nostra vita. Molti cercano di riempire questo vuoto in tanti modi, attraverso dipendenze, vizi, alcol, droga. Io ero uno di questi. Donne, pornografia, prostituzione. Ogni persona cerca di riempire questo vuoto a modo suo. Ma tutti questi sono soltanto piaceri molto illusori. È l'unico che può veramente riempire questo vuoto, è Gesù. È soltanto andando a Lui, soltanto ricostruendo questo Tempio dello Spirito Santo e sentendo bruciare il suo Spirito dentro di noi, possiamo sentirci veramente sazi, possiamo sentirci veramente abbeverati, possiamo sentirci veramente soddisfatti, possiamo sentirci veramente felici, gioiosi, pieni, quando sentiremo il suo Spirito forte, il suo fuoco forte dentro di Lui. Non c'è niente per riempire questo vuoto che non sia Gesù. Allora Zorobabele, figlio di Sealtiel, versetto 12. Allora Zorobabele, figlio di Sealtiel, e Giosuè, figlio di Josadac, il sommo sacerdote, e tutto il resto del popolo ascoltarono la voce del Signore loro Dio e le parole del profeta Ageo, che portavano il messaggio che il Signore, loro Dio, gli aveva affidato. Il popolo ebbe timore del Signore. Ageo, inviato del Signore, trasmise al popolo questo messaggio: io sono con voi, dice il Signore. Possiamo ripetere insieme queste parole? Io sono con voi, dice il Signore. Il Signore risvegliò lo spirito di Zorobabele, lo spirito di Giosuè, lo spirito di tutto il resto del popolo. Essi vennero e cominciarono a lavorare nella casa del Signore degli eserciti, il loro Dio, il 24° giorno del 6° mese, nel 2° anno del re Dario. Questa è la prima grande promessa che noi troviamo in questo libro. Dio che dice: io sono con voi. Fratelli, io non lo so qual è la situazione di ognuno di voi,
Non so se il tempio dello Spirito dentro di voi è un tempio perfetto, costruito, mattone su mattone, saldo, un tempio che non crolla, un tempio fondato sulla roccia come quella casa di Matteo 7. Non so com'è il tempio dentro di voi, o se è un tempio che deve essere ricostruito, che state ricostruendo, che vi siete fermati da ricostruire, ma una cosa so, che a partire dal momento che come Zorobabele e tutto il popolo decise di rimettere in mano alla costruzione di quel tempio, c'è una promessa di Dio sulla nostra vita: io sono con voi. E se Dio è con noi, non c'è niente che ci può fermare. Se Dio è con noi, ogni cosa c'è possibile. Potrà arrivare la tempesta, potrà arrivare la pioggia, potranno innalzarsi fiumi contro di noi come per quella casa sulla roccia, ma se Dio è con noi, niente ci abbatterà. Potranno arrivare ostacoli, nemici, avversari, ma se Dio è con noi, noi riusciremo a ricostruire questo tempio. Questa è la promessa che Dio ha dato su di noi, ha dato alle nostre vite, a partire dal momento che noi decideremo con un cuore sincero, con un cuore vero, di rimettere mano alla costruzione di questo tempio. E non solo questo, noi vediamo quello che c'è scritto nel versetto dopo: a partire dal momento che loro hanno deciso di ricostruire il tempio, il Signore risvegliò lo spirito di Zorobabele, lo spirito di Giosuè, lo spirito di tutto il popolo. Sentiamo tantissimo parlare di risveglio, soprattutto ai giorni nostri. Desideriamo tanto un risveglio, ma il vero risveglio avviene quando decidiamo con tutto il nostro cuore di rinnalzare il tempio che c'è dentro di noi a Dio, di ricostruire questo tempio. Il vero risveglio, quello che ci fa saltare, che ci fa bruciare, il risveglio che ci fa essere pieni, avviene soltanto quando noi decidiamo con tutto il cuore di riprendere la costruzione di questo tempio. Quando noi non diciamo più non è questo il momento. Quando noi non mettiamo più le nostre priorità, la nostra casa da decorare, da abbellire rispetto al Tempio di Dio, quando noi non mettiamo più i nostri interessi davanti a Gesù, quando noi decidiamo di dare la priorità al Tempio di Dio che abita in noi, lì cominceremo a vivere un vero risveglio nella nostra vita. Questo è quello che noi dobbiamo fare, fratelli. Questo è quello che Dio ci chiede di fare questa sera. Rimetti in mano la costruzione del tuo tempio. Rimetti in mano la costruzione del tuo tempio. Capitolo 2. Il 21° giorno, il 7° mese, la parola del Signore fu rivolta per mezzo del profeta Agei in questi termini. Parla a Zorobabele, figlio di Saltiel, a Giosuè, a tutto il popolo, e di loro: chi c'è ancora tra di voi che abbia visto questa casa nel suo primo splendore? E come la vedete adesso? Così com'è, non è forse nulla ai vostri occhi? Forse in mezzo a noi ci sono persone come queste. Le persone avevano ricominciato a costruire questo tempio, guidati, esortati dalla profezia di Ageo. Eppure qua Dio dice: c'è qualcuno che si sta guardando indietro, c'è qualcuno che sta guardando al Tempio di Salomone, e questa casa non sarà mai come quel Tempio. Il Tempio di Salomone era un tempio d'oro, era un tempio ricchissimo, bellissimo, pieno di splendore. Il tempio che stavano costruendo loro non si paragonava al Tempio di Salomone. E forse qua, in mezzo a noi, ci sono persone che oggi potrebbero guardarsi indietro e dire così: una volta il mio tempio era un tempio d'oro, una volta il mio tempio era come quello di Salomone. Pregavo, digiunavo, mi immergevo quotidianamente nella parola. Lo Spirito Santo bruciava dentro di me e mi usava fortemente nella predicazione, nella preghiera per gli altri, nel fluire dei doni dello Spirito. E oggi non vedi questo, e forse non riesci a immaginarti quello che Dio ha per te.
Ma qua arriva la seconda promessa che Dio fa in questo libro. Ma ora, sii forte Zorobabele, sii forte Giosuè, sii forte tutto il paese, mettetevi al lavoro perché io sono con voi. Secondo il patto che feci con voi quando usciste dall'Egitto, il mio spirito è in mezzo a voi. Non temete. Così infatti parla il Signore degli eserciti. Ancora una volta, fra poco, io farò tremare i cieli e la terra, il mare e l'asciutto. Farò tremare tutte le nazioni, le cose più preziose di tutte le nazioni affluiranno e io riempirò di gloria questa casa. Dice il Signore degli eserciti, mio è l'argento e mio è l'oro. Dice il Signore degli eserciti, la gloria di questa casa sarà più grande di quella precedente. In questo luogo io darò la pace. Dice il Signore degli eserciti. Molti guardavano indietro, guardavano il Tempio di Salomone e quel Tempio gli sembrava qualcosa che non avrebbero mai più vissuto. Ma Dio dà una promessa, quello che tu vivrai a partire dal momento in cui ti metterai al lavoro non si comparerà con la gloria della casa precedente. La gloria della seconda casa sarà maggiore della gloria della prima. La gloria di quello che Dio ha per te sarà maggiore di quello che tu hai già vissuto. Ancora una volta Dio farà tremare i cieli, la terra, il mare, l'asciutto. Farà tremare le nazioni, affluiranno in te e io riempirò di gloria questa casa. La gloria che Dio ha per noi è maggiore di quello che noi abbiamo vissuto un tempo. E non lo so quello che tu oggi pensi di ciò che Dio ancora può fare nella tua vita. Forse tu guardi il tuo passato e dici io non vivrò mai più un tempo del genere. Non è così. Non è così. Il tempo che Dio ha davanti a te è molto maggiore di quello che tu hai già vissuto. E quello che tu devi fare è ricominciare a mettere in mano alla costruzione del Tempio dello Spirito che abita dentro di te. E quando questo Tempio sarà costruito, sarà pulito, sarà pronto per essere dimora dello Spirito Santo, quello che tu vivrai, la gloria che tu vivrai sarà molto maggiore della gloria della prima casa. Amen. Ti invito ad alzarti in piedi, chiamo il gruppo di lode, siamo già avanti con l'orario. Il profeta Ezechiele, nell'ultimo versetto del suo libro, fa una descrizione di quello che sarebbe stato il futuro Tempio di Dio, quel Tempio che oggi abita in noi. E lo descrive così: quel Tempio si chiamerà Yahweh Shammah, che significa il Signore è là. Potete stare certi che quello che Dio ha per noi, una volta che noi ricostruiremo questo Tempio, sarà molto più grande di quello che abbiamo già vissuto. E possiamo stare certi di questo, perché il Signore sarà nel Tempio. Il Signore sarà qua. Il Signore è qua a partire dal momento che tu decidi di riprendere questa costruzione. A partire dal momento che tu decidi di
questa parola non è per me, il mio tempio è una bomba, sono fuoco puro che brucia. Gloria a Dio per la tua vita, che tu possa continuare a avere un fuoco che brucia costantemente sull'altare del Signore e che tu possa usare questo fuoco per incendiare questa generazione, a partire dalla tua famiglia, a partire da questa chiesa e poi dovunque Dio ti vuole portare. Ma se oggi in mezzo a noi c'è qualcuno che ammette che ancora questo tempio ha bisogno di essere ricostruito, che ancora questo tempio ha bisogno di vivere qualcosa di nuovo, di vivere una seconda stagione, di vivere la seconda casa, allora che questa sera ognuno di noi possa intendere l'importanza di cominciare oggi, non domani, a cominciare oggi, di cominciare adesso a fare vivere questo nuovo tempo nella nostra vita, questo nuovo tempo per il nostro tempio. Cominciare adesso con la preghiera che faremo e non ascoltare me che prego, se no vi faccio venire tutti qua davanti per pregare insieme, ma non voglio fare un appello. Ma tu dal tuo posto prega sinceramente, tu prega per te, è a te che Dio sta parlando questa sera, non è a tua moglie, a tuo marito, al tuo compagno, al tuo vicino e neanche a quello dall'altra parte della chiesa, è a te che Dio sta parlando e quindi prega per te. Dio, ho un tempio da sistemare, aiutami a fare questo, dammi grazia per riuscire a fare questo, ho la necessità che il tuo spirito torni a bruciare dentro di me come un tempo bruciava, o che venga per la prima volta a bruciare ardentemente dentro di me. Prega per te, non ascoltare neanche la mia preghiera, non ascoltare, dopo questa preghiera lodiamo insieme, loda con tutta la forza, che da questo momento tu possa vivere questa nuova stagione della tua vita, non aspettare domani, perché oggi è un'altra chance, domani chi lo sa se ce ne avrai un'altra, forse oggi è l'ultima chance. Forse tutti quanti noi abbiamo delle lodi che ci accompagnano nella nostra camminata cristiana. Io ho una lode che è stata la lode che forse più di tutte mi ha portato alla conversione, che si intitola proprio Ultima Chance. È una lode che ci invita a mettere fretta nel riconciliarci con Dio, nel costruire questo tempio, perché non sappiamo quello che sarà domani. Forse domani il Signore non sarà così vicino da poterlo chiamare, o forse noi non saremo più qua per poterlo chiamare. Oggi Dio sta mandando un Ageo attraverso la sua parola per metterci fretta, perché Dio vuole più di quanto tu lo voglia forse, che questo tempio possa essere pienamente risanato dentro di te e che Lui possa venire ad abitare pienamente nella pienezza della sua gloria, nella pienezza del suo spirito, nella pienezza della sua potenza nel tuo cuore. Comincia a pregare Dio, comincia a alzare a Lui una preghiera e poi loda il Signore, adoralo con tutte le tue forze, che da oggi ci sia un nuovo tempio nei nostri cuori. E quello che noi abbiamo vissuto fino adesso, io credo per fede nella sua promessa, credo per fede nel mio Dio, che non si comparerà con quello che Dio ha da far vivere a me, a te, a questa chiesa, alle nostre famiglie. Non si comparerà. La gloria della seconda casa è più grande di quello che abbiamo mai vissuto fino adesso, perché Dio è in questa casa. Yahweh Shammah, il Signore è qua. Alziamo una preghiera a Dio. Signore Gesù, Signore, ti preghiamo, vieni Signore a mettere in noi questa convinzione questa sera, che non sia soltanto un intendimento biblico, Dio, che non sia soltanto un apprendimento di quella che è la tua parola, ma che possa essere una convinzione di quello che noi dobbiamo cominciare a fare e farlo in fretta, prima che tu sia troppo lontano, prima che noi lo siamo.
perché Signore dobbiamo tornare a Te con tutto il nostro cuore, dobbiamo tornare a Te con pianti, dobbiamo tornare a Te con grida, dobbiamo tornare a Te con tutta la nostra anima, dobbiamo tornare a Te e mettere Te come priorità nella nostra vita, ricostruire un tempio che sia degno, che Tu ci possa abitare, non un tempio sporco, non un tempio pieno di immondizia, pieno di idolatria, pieno di vizi, di dipendenze, non un tempio pieno di orgoglio, non un tempio pieno di ciò che non ti piace, ma un tempio libero per l'agire del Tuo Spirito dentro di noi, e che noi possiamo fare questo a partire da adesso, che ognuno di noi in questo momento possa innalzare a Te una preghiera vera, sincera, chiedendo a Te l'aiuto attraverso la Tua grazia, attraverso lo spingere del Tuo Spirito, perché in noi cominciamo a formarci un tempio nuovo. È nostra la responsabilità, è nostra la possibilità di arrenderci completamente a Te e vivere questa nuova stagione nella nostra vita. Dio, io credo nella promessa che Tu hai per la mia vita, credo nella promessa che Tu hai nella vita di ognuno di questi miei fratelli e sorelle, credo che quello che Tu hai da fare è maggiore di quello che abbiamo visto fino adesso. Io credo che Tu sarai con noi a partire dal momento che noi cominceremo a mettere pietra dopo pietra per costruire questo altare a Te. Io credo che Tu farai qualcosa di trasformatore nella nostra vita e che poi attraverso di noi ci userai, attraverso questo spirito che Tu vuoi mettere potentemente dentro il nostro cuore, con il quale ci vuoi battezzare, con il quale ci vuoi dare potenza, con il quale ci vuoi dare doni, con il quale ci vuoi dare ministeri. E io credo che Tu ci userai per far sì che questa generazione possa essere una generazione completamente incendiata da Te, incendiata dal Tuo agire, incendiata dalla Tua presenza, incendiata dal Tuo nome. Ma Signore, per fare questo io Ti chiedo, comincia a risvegliare i nostri spiriti affinché noi possiamo avere la coscienza di cominciare ora, in questo istante, a vivere una nuova stagione, una nuova vita, un nuovo tempio dentro di noi. Nel nome di Gesù, Signore, metti questo nel nostro cuore, metti questo desiderio, metti questa convinzione, mettilo nel mio, mettilo in quello della mia famiglia, mettilo in quello di ogni persona in questa chiesa, affinché noi possiamo essere pienamente riconciliati con Te e pienamente pieni della Tua potenza, della Tua gloria, del Tuo Spirito, per fare la Tua opera nel modo migliore, per fare la Tua volontà e per glorificare così il Tuo nome ora e sempre nella nostra vita, nel nome di Gesù. Amen.